Si parla di lago al mare di Cassavio e si farà a breve altrettanto discutendo di montagna. Il primo di due incontri che l'ANCI Veneto organizza mutuando l'esperienza degli stati generali dei comuni del Veneto è stata declinata su amministrazioni comunali con specificità territoriali legate ai laghi. Gli argomenti di confronto per i sindaci sono stati quelli approfonditi nell'edizione degli stati generali dedicata al litorale marittimo. Sicurezza, avere la possibilità di avere delle risorse adeguate, situazioni particolari devono essere gestite con risorse particolari, sia in termini di personale che quant'altro. Quindi oggi qui con ANCI abbiamo fatto un ragionamento che ci porta a pensare che il percorso futuro avrà sicuramente il sostegno di ANCI, ma anche avrà la condivisione di tanti soggetti che per il momento non avevano la consapevolezza, perché in qualche modo i sindaci ce la fanno, e dobbiamo pensare soprattutto ai residenti. Il confronto ha confermato la necessità di risposte veloci alle istanze e certezze amministrative da associare a strumenti che consentano un'adeguata gestione delle comunità. Bisogna continuare ad avere capacità di analisi, di proposta e di tentare di proporre delle soluzioni che poi devono trovare da una parte delle soluzioni di carattere normativo e dall'altra di carattere economico, poi si trasforma tante volte in bisogni di carattere finanziario. Ecco che allora giornate come queste credo possano creare le migliori condizioni affinché il rapporto con la Regione, che poi da questo punto di vista diventa lo strumento principe dal punto di vista normativo e finanziario, per avere quantomeno delle priorità. Sulla proposta di legge per lo status di comunità marine, il percorso futuro troverà il sostegno di ANCI e supporto di altri soggetti che finora non avevano consapevolezza di quanto lo status rappresenti in termini di benefici da poter ottenere. L'incontro è servito anche a questo. Per ascoltare e per conoscere quelle che sono le esigenze dei comuni litoranei di lago, e per far questo diamo voce proprio a loro, quindi nessuna imposizione, ma davvero spazio libero al dialogo, al confronto, che parte proprio da coloro che le criticità specifiche di questi territori le vivono quotidianamente, che sono i sindaci. La settimana prossima saremo in compagnia dei comuni montani a Tonezza del Cimone per affrontare altre questioni che sono completamente diverse rispetto a questi comuni che oggi saranno protagonisti, ma che ugualmente devono essere sostenuti da ANCI Veneto, e anche in quel caso nasceranno delle proposte importanti per gli enti superiori.